Aspetta Timothy, che magari con questa fai un giro unico. Aspetta. Buongiorno pizzeria artigianale con furore. Ricevimenti, catering, rinfreschi, tutte cose coere. Mi dica, sia anche pizzeria per sport. Pizzeria per sport. Pizzeria per... A casa sua signora, a casa sua. Certo. Mi dica, 2 pizze per sport. Dove gliele asporto signora? Via Scandicci 34, Firenze. Come Firenze, signora? Sarà 300 km, non ha la pizzeria più vicina. Ah, pizze buone come la nostra non la trova. Lo so, signor. Solo ingredienti genuini e freschi. Ma d'altronde non sei che fermo respirazione bocca a bocca e versi soffegare, no? Lei mi capisce? No, non mi capisce. Ciao, siete di Firenze, non mi capisce. Mi dica signora, certo. Ha considerato che ci sarà un piccolo sovrapprezzo per la consegna, è chiaro? Sì, con quello che costa benzina che conviene comprarsi direttamente un forno a legna. Mi dica signora, per suo marito, prendo nota, sì, radicchio, speck, rucola, grana a scaglie, mozzarella di bufala, pomodorini secchi, prosciutto cotto fuori cottura, prosciutto crudo in cottura, complimenti per scelta, zucca, porcini, salamino piccante, se possibile con pasta integrale. Giusto, certo. Signora, lei faccia una margherita perché gli ingredienti si mangiare tutti sommario. Certo, sì, ma per carità, per fortuna che ci siamo noi, certo, grazie signora, grazie. Disponibili, competenti, sempre vicini alle tue scelte. Gli artigiani, per fortuna ci sono loro. Ecco qua Timothy, pronte le 2 pizze per la signora di Firenze e qua che sì, 2 cornetti alla marmellata a omaggio della casa. Sì, anche ora che ti arrivi sarà anche ora di far colazione. Dai, ciapa qua, pronti in partenza, vai, pronti Timothy!